Zelcor presenta l'album fotografico. Lettura di Dr. Pepper. Musiche di Zero Copyright Free Music. Alton Whiters venne a sapere del mistero di Eleanor Irving pochi mesi dopo essersi trasferito e circa un mese prima di scoprire l'album fotografico. Fu la sua vicina Angela Pillsbury a parlargliene, e questo accadde in prossimità del Natale. Le case di pietra in stile georgiano, che facevano da picchetto d'onore a Concord Street, in quel sobborgo di Filadelfia, erano state sepolte da un'abbondante nevicata, mentre i vialetti e i marciapiedi erano stati glassati di un letale strato di ghiaccio. Era stata proprio una di quelle infide lastre ad aver provocato lo scivolone di Angela, con la conseguente frattura del gomito. Il giorno in cui Alton sentì per la prima volta il nome di Eleanor Irving, stava appunto sgobbando davanti all'abitazione della vicina, con un voluminoso badile, spostando cumuli bianchi di lato per liberare il passaggio. Era un modo per sdebitarsi della torta di pesche, che Angela gli aveva recato qualche giorno dopo aver occupato il civico 85, di rimpetto a quello della donna, ma Alton era abbastanza onesto con se stesso da sapere che forse non si sarebbe accollato tale faticosa incombenza se Angela non fosse stata carina e single. Si prese una pausa, sbuffando nuvolette di fiato, il volto arrossato dal gelo, laddove la barba bionda non lo ricopriva, le spalle indolenzite e le mani rigide sotto i pesanti guanti di lana. Per fortuna quel vialetto era breve, ma era sicuro che l'indomani si sarebbe risvegliato con le capacità motorie di un manichino. Non aveva più 20 anni, dopo tutto. Una delle tendine tinta panna che coprivano il bovindo abbellito da decorazioni natalizie si scostò e Angela comparve dietro i vetri. Teneva il manico di una tazza con le dita che uscivano dall'ingessatura, indicandola con un sorriso. Alton rispose mostrando il pollice, spazzò via qualche grumo ghiacciato e poi, prima di entrare, piantò il badile in un cumulo di neve, come un conquistatore farebbe con la bandiera del proprio paese. Pochi minuti più tardi stava occupando una poltrona del confortevole salotto di Angela, le mani avvolte attorno a una tazza di cioccolata calda con panna e cannella. Nel piccolo caminetto scoppiettava un fuoco vivace, come una danza di diavoletti ubriachi. Le pareti erano di un tenue verde salvia e l'arredamento era un buon compromesso tra il vintage e il moderno. Sopra il caminetto stava una foto probabilmente scattata durante un ballo di fine anno, nella scuola dove Angela aveva studiato e dove Alton aveva trovato impiego come insegnante di aritmetica. La padrona di casa era seduta su una chaise longue, imbottita di raso, il piede sinistro incuneato sotto il ginocchio destro. Indossava un maglioncino beige a collo alto che risaltava il corpo formoso e Alton doveva continuamente impedire al proprio sguardo di sorvolarle il seno. Il suo bel viso olivastro e i corti capelli scuri erano sfumati dalla luce perlacea che scaturiva dal cielo invernale. Alton si accorse che lo sguardo di Angela era posato su casa sua, dall'altro lato di Concord Street, e guardò anche lui. Per via della neve non si vedeva granché, ma sotto il sole di fine estate, quando l'aveva visitata con l'agente immobiliare, la facciata di pietra era stata tutta una sfumatura di grigio e le intelaiature bianche degli abbaini spiccavano dal tetto di ardesia. La stretta rampa di scale, che conduceva alla porta d'ingresso rosso ruggine, scivolava a fianco di un cortiletto rialzato, circondato da un muricciolo di mattoni dove svettava un alberello di lillà, che in primavera avrebbe dato una nota vivace con la sua vaporosa nube di fiori. Un posticino grazioso. Alton ne era più che contento. Gli occhi di Angela non si staccavano dalla casa. In quell'espressione si leggeva un sentimento accostabile a una vaga malinconia. Era il volto di chi sta scivolando giù dai confini del presente, finendo in un ricordo. Quasi in un mormorio, affermò che era felice che finalmente qualcuno l'avesse acquistata. Vedere le finestre buie le metteva addosso tristezza. Sorseggiando un po' di cioccolata, tamponandosi quindi i baffi col tovagliolo, Alton domandò se la dimora fosse rimasta sfitta a lungo prima del suo arrivo. Senza spostare lo sguardo, Angela replicò che aveva avuto diversi inquilini, ma nessuno si era fermato molto a lungo. A quel punto un sorriso si era increspato sulle labbra di Alton. Se era infestata dai fantasmi, l'agente immobiliare si era scordato di rivelarglielo, scherzò. La sua voce era ironica, ma Angela ebbe un lieve tremito, tornando finalmente al presente e voltandosi a guardarlo.
mostrava un'espressione leggermente tesa, mordicchiandosi il labbro inferiore. Disse che no, la casa non era infestata, che lei sapesse. La gente ormai aveva il fuoco sotto i piedi, la vita ti trascina sempre via. Era per questo che nessuno l'aveva occupata a lungo. Sicuramente era un'ottima casa, aggiunse portando la tazza alle labbra. Alton era troppo abituato ad avere a che fare con alunni che mentivano per bersi quella che, se non era una bugia, era almeno una piccola deformazione della verità. Non provò inquietudine, non credeva nel paranormale, ma la curiosità lo stava tormentando con un tale solletico mentale da non permettergli di lasciar cadere l'argomento. Era per caso morto qualcuno in quella casa? C'era stato un omicidio? Angela prese tempo bevendo un altro po' di cioccolata. Si vedeva che quel discorso le recava un po' di disagio. Infine, scoccando una lunga occhiata oltre la finestra, replicò che non era morto nessuno lì dentro. E per quel che ne sapeva, l'ultimo omicidio avvenuto in quel sobborgo era accaduto ai tempi della guerra d'indipendenza. Angela ricordava tutto con estrema nitidezza. Era come se il tempo si fosse messo a scorrere a ritroso e lei fosse di nuovo una 17enne che osservava il capannello di curiosi e il viavai della polizia, sbirciando da quella stessa finestra. Le tornarono in mente l'agitazione di quei giorni, lo sciamare dei giornalisti che intervistavano gli abitanti del quartiere, compresi i suoi genitori, il clima di tensione che vibrava nell'aria. Se Eleanor Irving era morta, era solo perché era stata dichiarata tale dopo un certo periodo di tempo, ma in realtà nessuno poteva affermarlo con sicurezza. In assenza di un cadavere si possono solo fare speculazioni, e Dio solo sapeva quante ne erano state fatte a seguito di quella misteriosa sparizione. Quando il lattaio fece la sua consegna alle 7 del mattino del 14 aprile 2002, fu il primo ad accorgersi che la porta del civico numero 85 era spalancata di una spanna e che la luce dell'ingresso era accesa. Frank Fuller consegnava il latte in quel quartiere da 19 anni e non gli era mai capitata una cosa simile. Era rimasto con le orecchie ben tese a captare i tipici rumori che caratterizzano il mattino in una qualunque casa, ma quel che percepì fu solo un silenzio uniforme. Niente chiacchiericcio del telegiornale mattutino, niente acciottolio di posate o brusio di spremiagrumi. Forse la signora Irving stava ancora dormendo. Dopotutto, anche il giornale non era stato raccolto ed era arrotolato sullo zerbino. Ma c'era la porta aperta e la luce accesa. Passò lo sguardo sulla serratura per individuare scalfitture lasciate da un qualche arnese da scasso, ma non ne trovò, anche se questo di per sé significava poco. Decisamente inquieto, sospinse la porta con la punta delle dita, facendo ben attenzione a toccarla il meno possibile, quindi si sporse all'interno. Restò nuovamente in ascolto. Niente acqua che scrosciava dal bagno, nessun rumore di passi al piano di sopra. Notò che una luce debole, forse di una lampada da lettura, faceva scintillare le mattonelle di cotto che pavimentavano il vano della porta che metteva nel salotto. Si schiarì la gola e chiamò. La sua voce viaggiò all'interno della villetta e non ricevette risposta. Riprovò a tono più alto. Niente. Nel suo cuore sfarfallò la paura. Decise che non si sarebbe spinto oltre. Se era successo qualcosa alla signora Irving, non voleva posarvi sopra lo sguardo. Tornò al furgoncino, con il quale viaggiava di quartiere in quartiere. Prese il cellulare dal cruscotto e compose il numero del pronto intervento, collocando il primo tassello che avrebbe composto la misteriosa sparizione di Eleanor Irving, come i media avrebbero battezzato la vicenda nei mesi e negli anni a venire. Fin dal principio le circostanze parvero inusuali agli agenti di polizia che indagarono al caso. Dapprima, il fatto di non aver trovato l'infermiera massacrata nella vasca da bagno o strangolata sul letto fu considerato incoraggiante, ma quel pallido sollievo venne ben presto offuscato da una ridda di sinistri elementi. I più ottimisti pensavano che gli indizi fossero pochi. I realisti credevano giustamente che non ve ne fossero proprio. La scientifica scandagliò ogni superficie, irrorò pareti e pavimenti con ogni sostanza, sparse polvere su maniglie di porte e finestre, imbustò ogni fibra, ma non risultò niente di estraneo. Se un omicidio c'era stato, non era avvenuto tra quelle mura. Nel salotto era stata trovata una tazza di tè con latte e un vecchio album di foto.
La luce della lampada accanto alla poltrona era accesa, proprio come quella all'ingresso. Questo indicava che Eleanor Irving doveva aver ricevuto una visita nel cuore della notte. Chi la conosceva affermò che la donna soffriva di insonnia e spesso, se il sonno non arrivava, si prendeva un tè. La notte del 14 aprile, la Irving aveva telefonato a un'amica di Upper Derby. Erano rimasti al telefono dalle 10:30 alle 11:15. Alla sua amica, Eleanor era sembrata quella di sempre, né preoccupata né in alcun modo diversa. Il lasso di tempo che andava da quella telefonata al momento in cui Fuller consegnava le 2 bottiglie di latte era avvolto nel mistero. I vicini dichiararono di non aver udito urla, spari o altri rumori allarmanti. Nessuno riferì di facce nuove o personaggi loschi che avessero orbitato attorno al civico 85 nei giorni precedenti. Il sobborgo era un sonnolento angolino della vecchia America, pulito, rigoroso, abitato esclusivamente da bianchi e da cattolici. L'ultimo posto al mondo, secondo alcuni, dove potessero capitare brutte cose. L'ipotesi che Eleanor Irving si fosse data alla macchia spontaneamente era risibile. Aveva 52 anni, non era sposata e di carattere educato ma schivo. Non era tipo da dare confidenza agli estranei, meno che mai quando questi le bussavano alla porta nel cuore della notte. L'ispezione dell'armadio e del comò smontò la tesi di un allontanamento volontario. Tutti gli abiti della donna erano nei cassetti, eccetto per una camicia da notte e una vestaglia scozzese. Non mancavano né soldi né gioielli. Oltretutto, la Mercury di Eleanor si trovava ancora parcheggiata davanti all'abitazione. Sull'analisi del poco che avevano in mano, gli inquirenti raggiunsero la sola conclusione: qualcuno doveva averla rapita. Il conto in banca della vittima non era tale da motivare un sequestro per ricevere un riscatto, tanto più che nessun si fece mai avanti con tale pretesa. Per settimane, agenti, cittadini volontari e persino squadre di Boy Scout pattugliarono zone non edificate, fabbricati abbandonati e strade di campagna. Chi credeva che il cadavere di Eleanor Irving sarebbe stato rinvenuto tra gli sterpi di un sentiero o steso sul pavimento lurido di qualche casa disabitata dovette ricredersi. Di lei non vennero trovate neanche le ossa. Il forte e profondo battere della pendola colse Alton Whiters così di sorpresa che per poco non si lasciò sfuggire di mano la pesante scatola di cartone che stava trasportando su per le scale. All'interno gli addobbi di Natale trasalirono in un frenetico ticchettio. Maledicendo la vecchia pendola tedesca che aveva appeso in salotto, un regalo dei suoi genitori che non aveva il coraggio di vendere, nonostante tutti gli infarti che gli procurava, raggiunse il piano superiore, percorrendo il corridoio fino in fondo, dove lo attendeva una scala di alluminio aperta. Posò lo scatolone sul pavimento e allungò una mano verso il soffitto. Essendo un uomo di 1,80 m di statura, non dovette faticare per raggiungere la cordicella di nylon che pendeva dall'alto. Diede uno strattone deciso. La botola si spalancò come una bocca, mostrando un'oscurità polverosa dalla quale scese uno spiffero d'aria gelida. Con la voluminosa e pesante scatola di nuovo tra le braccia, Alton faticò non poco ad arrampicarsi sugli scalini, emergendo con il busto dall'apertura del soffitto. La fioca luce del corridoio bastava appena a illuminare le travi soprastanti, tratteggiando le forme irregolari degli oggetti relegati in quell'angusto sottotetto. I ragni avevano intessuto paludamenti di seta, che fremevano simili a spettri, e per qualche motivo la mente di Alton tornò a focalizzarsi su Eleanor Irving, sebbene fosse passato più di un mese da quando Angela gliene aveva parlato. Chissà dove andava a finire la gente scomparsa e mai ritrovata. Forse esisteva una sorta di soffitta del mondo, dove quelle persone erano accatastate nel buio e nella polvere, mentre tutti quanti, lentamente, se ne dimenticavano. Le assi del pavimento gemettero al suo passaggio e la polvere si sollevò in sbuffi. Era la prima volta che metteva piede in quella soffitta, esperienza che decise di ripetere solo se strettamente necessario. L'ambiente era freddo, sporco, e il tetto non gli permetteva di camminare in posizione eretta, obbligandolo a procedere quasi ripiegato su se stesso, sfiorato da festoni di ragnatele che lo toccavano al pari di mani effimere. Nessuna lampadina pendeva dall'alto. Doveva farsi bastare il debole bagliore che filtrava dalla botola aperta dietro di lui. Niente di quel che lo circondava gli apparteneva. Le scatole impilate contro le pareti erano state ammucchiate lì da proprietari precedenti.
L'agenzia immobiliare gli aveva accennato alla cosa, ma fino a quel momento non si era ancora deciso di fare pulizia. Del resto, non che ci fosse granché. Cartoni sigillati con il nastro adesivo, qualche mobiletto rosicchiato da dinastie di tarli e un voluminoso baule borchiato che ricordava il forziere di una storia di pirati. E fu proprio da sotto il coperchio di quest'ultimo che provenne un fruscio. Alton posò la scatola con gli addobbi e si inginocchiò di fronte al baule, e le sue dita lasciarono impronte sulla polvere che ricopriva le voluminose fibbie. Le fece scattare e nell'alzare il coperchio i cardini si lagnarono con un cigolio rugginoso. Si era aspettato un topo, ma non uno così grosso. Nell'attimo stesso in cui aprì il baule di qualche centimetro, l'animale sgusciò fuori, atterrandogli in grembo con un coro di acuti squittii. La parte più antica di lui, la stessa che ancora temeva i ragni, i serpenti e altre simili creature, prese il sopravvento. Alton scattò in piedi con un singulto d'orrore, agitando le mani sulla felpa, e la zuccata che prese sulla trave quasi lo tramortì. Con gli occhi offuscati di lacrime e il dolore acuto che gli palpitava furioso sulla sommità del cranio, vide il topo scappare in fondo alla soffitta, svanendo nel buio. Fregandosi una mano tra i capelli, si ripromise di piazzare delle trappole. Tornò a voltarsi e chinò lo sguardo dentro il baule spalancato. Sussultò quando vide quel grosso album foderato di raso nero sopra un disordinato cumulo di vecchi libri e abiti sbrindellati dai roditori. Il collegamento con Eleanor Irving fu istantaneo. Che si trattasse dello stesso album di foto che la donna stava sfogliando poco prima di svanire nel nulla. Lo sollevò, non prima di essersi assicurato che il baule non contenesse altre squittenti sorprese, e si rese conto di quanto fosse vecchio e malandato. I dentini affilati dei topi avevano fatto scempio degli angoli e di buona parte della rilegatura, tanto che parecchie pagine erano sul punto di staccarsi. Un trapestio arrivò da Tergo, ricordandogli che non era lui il padrone di casa in quella soffitta. Strinse il ritrovamento sotto il braccio e scese giù per la botola. Alton conosceva l'aspetto di Eleanor Irving, dal momento che, spinto dalla morbosa curiosità che tutti quanti provano di fronte a un mistero, aveva cercato la sua storia su internet tempo addietro. Pertanto era piuttosto sicuro che lei in quell'album non comparisse. In effetti, quello non era una raccolta di amene scene di vita familiare. Non trovò foto di neonati, di ragazzini ben vestiti durante la loro prima comunione, di adolescenti in attesa di ricevere il diploma o di giovani spose ebbre di felicità. Le immagini custodite in quelle pagine, almeno quelle che erano rimaste, parevano essere state scattate da qualcuno che non aveva la minima idea di come si sviluppa una fotografia. Quasi tutte mostravano strane aggregazioni di tinte sfocate su sfondi scuri o bizzarre sagome indefinite in controluce. C'erano auree brumose e distorte, oppure globi baluginanti, dai quali parevano diramarsi raggi di plasma simili a folgori fluide. Per quanto si sforzasse, non capiva cosa volessero rappresentare, ma una cosa gli era chiara. Non erano frutto di moderne tecniche digitali, ma qualcosa di molto vecchio, come suggeriva il logorio delle foto. Sul retro di alcune trovò persino delle date, tutte di inizio Novecento, e un nome ricorrente: Walden Derlet. Lo annotò in un taccuino mentale, ripromettendosi di cercarlo in rete. Un brivido gli si innescò in tutto il corpo, istintivo e incongruo. L'ultima foto dell'album era anche quella di maggiori dimensioni, un rettangolo che occupava la pagina quasi per intero, e sebbene fosse molto simile alla classica immagine che si potrebbe trovare in una raccolta, era pure quella che lo inquietava di più, anche se la ragione gli sfuggiva del tutto. Era la foto color seppia di un bambino di 9 anni, o poco più. Indossava un abito alla marinara e sulla chioma bionda era adagiata un cappellino dello stesso stile. Era seduto su un basso muretto di mattoni, le gambe magre che ciondolavano a sfiorare il marciapiede, un alberello che gli cresceva alle spalle. La pianta aveva foglie simili a cuori, i rami inghirlandati di grappoli di fiori vaporosi. Se quella foto fosse stata a colori, di sicuro quei fiori avrebbero spiccato di un intenso lillà. Con un tuffo al cuore, Alton si avvide che quella foto doveva essere stata scattata proprio di fronte a casa sua, un centinaio di anni prima. L'espressione del bimbo lo turbava. Era così intensa da metterlo profondamente a disagio.
Per quanto assurdo, gli dava l'idea dello sguardo di un molestatore. L'idea era ridicola. I ragazzini non provano simili desideri perversi nei riguardi degli adulti, ma quel pensiero gli si era appiccicato alla mente. Si sentiva nudo e vulnerabile di fronte a quegli occhi sottili. Occhi da volpe che fissa un uccello ignaro. Piccole finestre che davano su una mente disgustosa, piena di propositi scioccanti, orribili e perversi. Non ebbe nessuna difficoltà a immaginare quel moccioso a infilare petardi in un nido di uccello, o legare un ramo infuocato alla coda di un cane randagio, o magari potendo far scivolare il fratellino in una vasca da bagno colma d'acqua. Alton mise una mano in tasca, estraendo l'iPhone. Digitò il nome Walden Derleth su Google, ottenendo una colonna di siti decisamente inaspettati, tutti con lo stesso argomento, ovvero la fotografia spiritica. Controllò di aver scritto bene il nome, ma non c'erano dubbi. A quanto sembrava, Derleth era un fotografo vissuto a Filadelfia a cavallo tra XIX e XX secolo, famoso per essere uno dei tanti eccentrici convinti di poter immortalare l'intangibile su pellicola. Le immagini riportate in alcuni siti erano molto simili a quelle che Alton aveva scovato nell'album aperto sul tavolo di cucina, vaghe sagome confuse e luci amorfe. Le pagine online erano il classico copia e incolla, ripetevano tutte le stesse scarne nozioni. Si accennava al fatto che Walden Derleth aveva conosciuto un'altra figura emblematica del settore, ovvero un fotografo parigino, che stando alla leggenda era riuscito a scattare 9 foto al diavolo in persona. A parte questo, il solo argomento di qualche rilievo era la misteriosa dipartita di Derleth, avvenuta nell'autunno del 1922. Il suo cadavere verdastro e gonfio di gas venne ripescato dalle torbide acque del Delaware, agganciato a una capiente valigia piena di lastre fotografiche e apparecchiature di vario tipo. Secondo alcune urban legend, il suo corpo era deturpato di cicatrici che formavano simboli di natura occulta. La causa della morte fu archiviata come suicidio. Gli occhi di Alton rimasero fissi sullo schermo, mentre pensava che il fiume Delaware scorresse a meno di 1 chilometro da dove si trovava lui in quel preciso momento. E se quella casa georgiana, così elegante, fosse stata la dimora di quello strambo fotografo? Forse era lì che Derleth aveva allestito la propria camera oscura, realizzando le sue foto disturbanti. Probabilmente dopo la sua morte alcuni degli effetti personali erano rimasti lì, il che spiegava la presenza dell'album. Stava per approfondire quella ricerca per averne conferma, quando il cellulare prese a squillare nella sua mano. Il nome Angie comparve nello schermo, spazzando via ogni altro pensiero, come nebbia soffiata da un colpo di vento. Si portò il telefono all'orecchio, ascoltando con piacere la voce della sua dirimpettaia. Con il tono di chi cerca di tenere a freno una certa emozione, Angela gli chiese se avesse voluto partecipare alla serata di inaugurazione di un nuovo locale di South Street. Sorridendo, Alton rispose che per lui andava più che bene, a patto di non fare le ore piccole. L'indomani aveva le classi della prima ora e non poteva permettersi di essere uno zombie. 20 minuti più tardi, mentre la pendola batteva imperiosamente le 6, Alton Whiters, fresco di doccia, con la barba sfumata e i capelli stretti in una coda, usciva di casa. Le fotografie inquietanti e lo strano suicidio di Walden Derleth erano evaporati dalla sua mente, dove scintillava solo sul viso della sua avvenente vicina. Sul tavolo, l'album era ancora spalancato sull'immagine del bambino vestito alla marinara. Erano da poco passate le 11 quando rincasò. La leggerezza che provava non era data dalle 3 birre, ma dall'aver trascorso una così piacevole serata in compagnia di Angela. Per tutto il tragitto di ritorno aveva trepidamente sperato che la serata non si interrompesse con loro che si scambiavano buonanotte, ma in un modo più appagante. Così non era stato. Tuttavia, sulla soglia di casa, Angela lo aveva abbracciato, posandogli un bacio sulle labbra. Era la prima volta che accadeva, un inizio tiepido, ma incoraggiante. Alton lasciò scarpe e cappotto nell'ingresso. Mentre passava di fronte alla cucina, notò un oggetto scuro posato sul tavolo, l'album di fotografie. Rivederlo fece affiorare ciò che ore prima aveva scoperto. Decise di toglierlo di lì. Non voleva trovarselo sul tavolo il mattino dopo, quando sarebbe sceso per la colazione.
A dirla tutta, sentiva di non volerlo neanche in casa. L'indomani se ne sarebbe sbarazzato. Si avvicinò al tavolo e si paralizzò. Scartabellò febbrilmente i ricordi e l'immagine che pescò non si sovrapponeva alla foto che aveva di fronte. Tutto era identico. La sfumatura seppia, il muretto, il lillà in fiore che proiettava un mosaico d'ombra sul marciapiede, ma il ragazzino vestito alla marinara non era più seduto. Era in piedi. Un'idea brillò nella mente confusa di Alton, come un salvagente gettato a un naufrago. Forse le foto erano due, pensò. Sapeva che non era così, dal momento che quella era l'ultima istantanea, ma in quel momento si sarebbe aggrappato a ogni speranza pur di mantenere il proprio equilibrio. Sfogliò la decina di pagine rimaste. Erano tutte vuote. Forse ricordava male, forse il ragazzino era sempre stato in piedi. Doveva essere così per forza, dal momento che la gente congelata in uno scatto non può compiere movimenti. Era ridicolo pensarlo. Ridicolo e terrificante. Tornò a sfogliare le pagine nel senso inverso. Il ragazzino era fermo nell'atto di camminare. Questa volta non trattenne un urlo. Lasciò andare il voluminoso raccoglitore quasi che fosse una piastra rovente e indietreggiò fino a impattare con il frigo. Gli occhi dilatati di panico di Alton fissavano l'album caduto sul pavimento, chiuso. Passandosi una mano sul volto, lo sentì unto di sudore. Sotto la camicia il petto gli sobbalzava a un ritmo rapido, mentre il cuore pompava terrorizzato. Non solo il bambino era in una posizione ancora diversa, ma pure lo sfondo aveva subito qualche modifica. In quel breve attimo era riuscito a cogliere una stretta rampa di scale che conduceva a una porta. La stessa porta dalla quale era entrato meno di 5 minuti prima. Alton scrollò il capo, stropicciandosi energicamente il viso con le dita gelide. Gli tremavano le ginocchia e sentiva una strana insensibilità avvolgergli le gambe e le braccia, segno tangibile che lo spavento trascendeva la sensazione di paura a cui era abituato. Rivolgendo all'album l'occhiata inquieta che si riserverebbe a un animale velenoso, Alton si mosse con circospezione, piegandosi lentamente in avanti. 2 volte allungò le mani e 2 volte le ritrasse subito, avvinto da un moto di ribrezzo. Il raccoglitore era immobile, le pagine malamente compresse dalla copertina di raso. Radunò il coraggio e lo sollevò dal pavimento, tenendolo distante da sé. Nella confusione che gli ronzava in testa, gli guizzò uno spaventoso interrogativo. La foto era cambiata ancora. Il cuore gli fremette. L'urgenza di saperlo non era dettata dalla curiosità, ma più da un istinto di autoconservazione. Anche se avrebbe preferito negarlo pure a se stesso, gli era ormai chiaro che, involontariamente, aveva messo in moto qualcosa di oscuro. Chi gli diceva che ignorare quella faccenda l'avrebbe risolta? Un altro dubbio si aggiunse al calderone della sua angoscia. E se anche le altre foto avessero iniziato a cambiare? A quelle non aveva fatto minimamente caso, concentrato com'era su quella del ragazzino vestito da marinaio. Nonostante la riluttanza, Alton posò l'album sul tavolo. Ispirò profondamente. Con dita che sembravano appena riemerse dall'acqua gelida, sollevò la copertina e guardò. Sebbene non avesse saputo che aspettarsi, non gli parve di notare cambiamenti in quel che osservava, anche se era difficile a dirsi, data la natura astratta di quelle immagini. Controllò foglio per foglio, senza notare discrepanze. Per quanto illogiche, quelle foto erano normali. Al momento di voltare la pagina prima della foto del ragazzino, Alton esitò. Sentiva le viscere raggrumate in un gomitolo e un principio di volta-stomaco gli pulsava sgradevolmente nel ventre, come un secondo cuore. La pelle gli si era fatta di carta vetro. Trattenne il fiato. Voltò la pagina. Quando i suoi occhi videro che il bambino era a metà della scala, quel bocciolo di nausea fiorì dentro di lui. La cena a base di cibo Tex-Mex gli risalì fino a scottargli la gola, obbligandolo a raggiungere il lavello d'acciaio, dove vomitò. Sciacquatosi la bocca da quel saporaccio acido, Alton tornò a drizzare la schiena, i capelli appiccicati alla fronte e alle guance sudate. Ebbe l'impressione che una garza grigia gli fosse calata sugli occhi, poiché i colori gli apparivano smorzati. Il cuore provocava un rombo sordo dietro i timpani e si rese conto quasi con incredulità di essere sul punto di svenire per la paura. A passo malfermo si avvicinò al tavolo.
sbirciando l'album e subendo una nuova, frastornante stoccata di panico. Nella foto il ragazzino era di fronte alla porta, la mano destra sollevata nell'atto di bussare, il volto girato a lanciare un'occhiata alle proprie spalle. Gli occhi erano feritoie di abissale malignità, sopra un ghigno che di infantile non aveva nulla e che cosparse la pelle di Alton di ragnetti invisibili. D'impeto chiuse il raccoglitore, tenendo le mani premute con forza sulla copertina, come temendo che qualcosa potesse sgusciare via da quelle pagine. Qualcuno bussò alla porta. Il mondo perse altro colore. Le pareti di casa si contrassero come se stessero respirando. La testa di Alton si colmò di voci che parlavano tutte insieme, portandogli alla mente la strana sparizione di Eleanor Irving e i misteriosi esperimenti fotografici di Walden Derleth. Tutto trovò improvvisamente senso in quel breve, imperioso bussare. Il bandolo di una matassa di tenebra. Bussarono ancora. Fu come se i colpi fossero stati dati direttamente al cervello di Alton. Riecheggiarono a lungo nei labirinti della dura madre, spezzandosi in echi che si estesero nelle inviolate profondità del sistema limbico, risuonando negli abissi dell'inconscio. Furono quei colpi, e non la volontà, a ordinare alle sue gambe di muoversi. Eseguirono passi lenti e scordinati, come quelli di chi non voglia davvero muoversi, eppure lo portarono qualche metro più avanti, facendogli attraversare il vano della cucina e raggiungere il breve corridoio che dava sull'ingresso. La porta fremette sotto altri colpi. Erano forti, ma non maleducati. Il genere di bussare autoritario ma rispettoso di un agente di polizia, di una persona che non avrebbe accettato di rimanere chiusa fuori. I pensieri di Alton galleggiavano in un limbo di confusione, al pari di emulsioni in un brodo troppo caldo. Rivoli di sudore gli scorrevano ai lati del collo e aloni scuri si ampliavano sotto le maniche della camicia. Era ancora fuori di sé dal terrore, ma allo stesso tempo si sentiva attratto dalla porta, stimolato da un desiderio sempre più impellente di aprirla, di accogliere quell'ospite tardivo in casa sua. Una parte di lui avrebbe voluto opporsi. Tentò di frenare le gambe, ma ottenne solo un lieve tremore dei muscoli. Doveva aprire la porta. Forse c'era un amico venuto a fargli visita. Forse era Angie, desiderosa di una notte peccaminosa. O forse poteva trattarsi di qualcuno bisognoso, come un bambino, per esempio. Un bambino solo in una gelida notte d'inverno, che non chiedeva altro se non un riparo dai denti della notte, qualche ora accanto al fuoco. Qualcosa da mangiare, magari. Il braccio di Alton si alzò senza slancio. Sembrava quello di una marionetta tirata da un filo agganciato al polso. Se qualcuno avesse visto la scena, si sarebbe spaventato nel vedere il totale vuoto nella sua espressione. La bocca semiaperta, gli occhi che parevano lavagne intonse. Strinse le dita attorno alla chiave che sporgeva dalla serratura. Dentro la sua testa, la debole porzione di se stesso, ancora capace di ragionare, strillò di orrore, dibattendosi in quella camicia di forza psichica che l'aveva imprigionata. Un'altra volontà ordinò alla sua mano di far scattare la serratura. Un attimo prima che questo accadesse, un frastuono colmò la casa. Alton ebbe la reazione di chi viene investito da una secchiata d'acqua gelida. Saltò indietro con uno spasmo muscolare, battendo le palpebre con aria stralunata. La pendola continuò a battere la mezzanotte. A ogni colpo, la sua parte razionale si svincolava un po' di più, mettendolo in guardia dal terribile pericolo che aspettava dietro la porta e che per poco non aveva fatto entrare. Alton aveva ancora le dita sulla chiave e ritrasse subito la mano. Come sapendo di aver perso il controllo su di lui, la cosa sull'uscio ricominciò a bussare e stavolta non c'era niente di educato in quei colpi. Erano furiosi, le proteste di un bambino che si vede negare una fetta di torta che già credeva sua. Alton corse in cucina, assordato dal frastuono della pendola che si sovrapponeva a quel picchiare contro la porta d'ingresso. Percepiva nuovamente l'assedio psichico dentro il suo cranio, ma lo respinse. Afferrò l'album e quasi lo lasciò andare immediatamente quando lo avvertì fremere sotto le dita. Dava l'impressione di essere una scatola piena di topi impazziti. Vincendo il ribrezzo, caracollò in cucina e le sue gambe tentarono di deviarlo verso la porta che fremeva tartassata da quei pugni isterici.
Inciampò sul tappeto, stramazzando tra il divano e il caminetto, battendo il mento sulle dure piastrelle. Quell'elettrica sferzata di dolore servì a snebbiargli la mente, almeno un po'. Impacciato, scagliò l'album sul letto di ceneri che foderava il caminetto. Con un frullare di pagine, l'oggetto si spalancò proprio alla foto del bambino. Alton strillò quando un dolore acuto gli trapanò la testa, annebbiandogli la vista. Mezzo accecato e con i muscoli solo per metà sotto al suo controllo, raccolse il flacone di accendifuoco liquido. Uno zampillo schizzò fuori dal forellino sul tappo, infradiciando l'album. I colpi alla porta erano così forti che sembrava sul punto di scardinarsi. Era come se tutta la casa stesse tremando. Una seconda atroce stilettata di dolore costrinse Alton a urlare mentre trafficava con la scatola dei fiammiferi. Agiva senza guardare, gli occhi pieni di lacrime, l'ordine di andare ad aprire l'uscio che diventava ustionante, insopprimibile. Il fiammifero sfrigolò, liberando una zaffata sulfurea. Quando atterrò nel caminetto ci fu un ovattato flomp. Alton sentì il calore soffiargli in viso e nello stesso istante la malevola pressione che gli comprimeva il cranio si dissolse. Crollò sul pavimento, ansimando e tossendo. I colpi alla porta erano cessati, ma gli pareva di sentirne ancora il rimbombo sinistro. A fatica si mise seduto boccheggiando, la schiena sudata appoggiata contro il divano, tergendosi dagli occhi un irritante miscuglio di lacrime e sudore. Davanti a lui l'album di fotografie era avvolto in un bozzolo di fiamme che lo sbocconcellavano. La foto del ragazzino vestito alla marinara si stava ricoprendo di bolle nere e per uno spasmodico istante, giusto prima che il fuoco lo consumasse del tutto, lo sguardo di Alton Whitehurst intravide qualcosa di orrendo mutare e contorcersi in quell'istantanea, e non assomigliava neanche lontanamente a un bambino. Ma fu solo per un secondo, forse meno. Dopodiché, qualunque segreto quell'album contenesse, venne distrutto dalle fiamme.